Ancora un pareggio per la Castrol Favara che non riesce a vincere al Bruncoleri. Ancora una gara in salita che vede i favaresi costretti a rincorrere gli avversari in scena ieri in Ragusa che erano andati in vantaggio alla prima e unica fino a quel momento azione offensiva. Un pareggio 1-1 è il risultato finale che, visti i risultati delle altre partite, fa sprofondare ancora di più la squadra di mister Infantino nell'amara realtà dei play-out. Il derby contro il Ragusa ha visto i gialloblu protagonisti di un copione già visto nelle ultime gare. Tanto gioco, tante occasioni, ma alla fine un risultato che premia solo gli avversari. È la terza gara consecutiva in cui la squadra di mister Infantino si trova costretta a rincorrere dopo una certa supremazia territoriale. Così era stato contro San Cataldese e Igea Virtus, così è stato anche ieri al Bruncoleri contro il Ragusa, un match che i favaresi dovevano vincere ad ogni costo per sperare di risalire la china. La gara ha visto il Ragusa passare in vantaggio al 25esimo sugli sviluppi della prima vera azione d'attacco. Tagliarino si libera di un paio di avversari e lascia partire un tiro che si infila alla sinistra del portiere Scuffia. La ripresa è tutta della Castrum Favara che trova subito il pareggio con il solito Varela, l'uomo più prolifero dei gialloblu. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa sfiorano il sorpasso in più occasioni, la più clamorosa il palo colpito da Baglione. All'assalto del Castrum Favara fa eco qualche contropiede del Ragusa al quale Scuffia in un paio di occasioni mette miracolosamente rimedio. Il Ragusa deve molto al proprio portiere Grasso, autore di una super prestazione. A lui va il merito di avere salvato la propria porta in tantissime occasioni ed avere permesso al Ragusa di portare a casa un ottimo punto. La salvezza diretta per il Favara è praticamente quasi tramontata. Mister Infantino non nasconde le proprie amarezze e delusioni per il risultato, ma ascoltiamo le sue parole. C'è amarezza, sicuramente c'è delusione. Adesso dobbiamo pensare a allenarci questi 2 giorni, poi fare la Santa Pasqua con le nostre famiglie, ricaricare le batterie perché ancora c'è tanto da lavorare. Sicuramente i risultati degli altri campi non ci aiutano, però noi dobbiamo fare il nostro e sotto la voglia, sotto tutto quello che abbiamo creato c'è stato, però ci vuole l'episodio positivo, quello di vincere la partita che da tanto tempo che non vinciamo. Adesso quando il gioco si fa duro devono uscire gli uomini, devono uscire la capacità di reazione, dobbiamo uscire gli attributi che abbiamo, perché anche oggi l'abbiamo dimostrato. Io in questa categoria non ho mai nel retrocesso né fatto i play-out. Sapevo che era un'annata difficile, un'annata che dovevamo lottare fino all'ultima giornata, però non pensavo di arrivare a questo punto. Io credo che non è facile, e questa è la quarta partita che prendiamo gol sullo 0-0 dopo che avevamo costruito 3-4 palle gol. Non è facile ritrovarsi la metà classifica dentro i play-out, non è facile avere una reazione, però l'ho detto prima, noi facciamo questo mestiere, lo dobbiamo fare anche per noi, per le nostre famiglie, per la gente di Favara, e lo faremo. Io sono convinto che il Castrum Favara porterà a termine questo campionato. Varela, tanto cuore, tanta azione, tanta voglia, è arrivato anche il gol, però in realtà il pareggio in casa purtroppo è poco. Sì, purtroppo ancora dobbiamo lottare e niente è scontato in questo campionato, ancora mancano 2 partite, quindi è molto importante. Un secondo tempo alla grande, avete messo cuore, voglia, volontà e anche vi ha accompagnato tanta sfortuna. Sì, la sfortuna ancora ce l'abbiamo dalla nostra parte, speriamo queste 2 partite metterla tutta perché speriamo non fare il play-out, perché ancora abbiamo 6 punti a giocare.
6 punti da giocare che potrebbero prenderci per i capelli, ma in caso di play-out? Non pensiamo a playout, sono positivo, quindi guardiamo in avanti. Un bel gol, una bella soddisfazione che porta ancora avanti il nome di Varela come goleador. Sì, grazie ai miei compagni, questo senza di loro non potrei fare quello che sto facendo.